Zanobi sul pallone, Zanobi fa 5-2 per l'Ardea. Ceniccola che scambia con Zanobi, ancora Ceniccola e la palla per reti, sesta rete dell'Ardea, 6-2. C'è un contrasto, recupera palla Mario Cerbara e la mette sul secondo palo per Stefano Cerbara, 6-3 adesso per l'Ardea. L'assist per Stefano Cerbara che è tutto solo e la mette dentro per il 6-4, torna in partita il Gavignano adesso. Un po' di confusione adesso, ma ancora Stefano Cerbara, 6-5, rimonta incredibile da parte del Gavignano che torna a -1. Il passaggio per Pellezzigno, Mazzoleni che non lascia scampo al portiere avversario, torna a +2, l'Ardea 7-5. Tiro libero, c'è Bernardini sotto l'incrocio, la chiude qui l'Ardea, 8-5 adesso. E non c'è più tempo, finisce qui l'Ardea, prosegue la sua marcia. La partita pensavamo che poteva essere una partita così facile, infatti abbiamo fatto subito 4 gol e abbiamo perso la testa, loro sono riusciti ad avvicinarci e per noi è stato un po' difficile, è stato un calo di testa, però alla fine siamo riusciti a rimbalzare la partita e andare bene alla fine del secondo tempo. Da metà del campionato io ho fatto già la C2 e la C2 se tu scendi pensi subito che è facile, fai un brutto campionato. Ogni partita si gioca in modo diverso e ci sono belle squadre, ci sono bei giocatori che affronteremo ancora più avanti e noi puntiamo al massimo, noi puntiamo a vincere il campionato. Sono fiero, possiamo arrivare fino in fondo e niente, tocca lavorare per fare un bel anno. La mia professione di oggi è semplice, non ho giocato al massimo delle mie potenzialità, potevo fare meglio, però non solo io, l'importante è che la partita abbiamo vinta e che abbiamo giocato da squadra. Faccio un ringraziamento speciale a tutto lo staff, al presidente principalmente che mi ha preso come un giocatore che può dare il massimo, che ha fiducia in me e sono fiero di questo e darò il massimo per questa squadra.